Alfio! Ed eccoci ripartiti per la seconda tappa. Oggi partiamo da Forgaria dove abbiamo dormito stanotte. Dormito è una parola grossa perché ha piovuto parecchio e eravamo in un riparo di fortuna e ci siamo un attimo distesi. Io ho la schiena a petti, non so tu. Ma abbastanza. E adesso faremo l'ultimo pezzo della strada ferrata fino a Cornino e dopo prenderemo il parco, ci dovrebbe essere qualche sentiero, quindi percorreremo sempre se Piocco collabora. Vabbè, finora è stato bravissimo, anzi volevo ribadire, Piocco è un asino fantastico. Quindi abbiamo il pioppo, il frassino, principalmente ancora tanti salici, più o meno grandi, però abbiamo anche la presenza del pino nero, che poi diventa preponderante e importante man mano che si sale di quota, fino a diventare quasi l'essenza arborea esclusiva. Fresche e dolci acque. Niente, eccolo qua, niente di più rigenerante che un bel bagno nel tagliamento. L'acqua è incantevole. Quello che non ci uccide, caro Alfio, ci fa più forti. Adesso Alfio, che faceva il Boy Scout con Matteo Renzi, ci insegna come si monta. Dai, allora spiegaci come si monta questo igloo. No, ti stavo dicendo, tiro due tiranti in più, perché il segreto per stare bene e non prendere la pioggia è che i due elementi siano ben separati. Il segreto per stare bene è non prendere la pioggia. Esatto. E andare in albergo. Esatto. Ipoteticamente due teli non impermeabili che non si toccano, uno raccoglie l'acqua, l'altro ti protegge. Ma certo, è una legge fisica. Una legge fisica di mano. Stasera Speriamo solo che non venga un nubifragio come ieri sera, perché sennò siamo spacciati. Hai realizzato una tensostruttura che neanche Renzo Piano. Sto cercando di tendere il più possibile, perché se viene pioggia come ieri siamo spacciati comunque. È un casino.
Buongiorno Fiocco. Buongiorno amici. Siamo sopravvissuti anche alla seconda notte sotto la tempesta. Ho pensato di fare una sosta qui a Venzone, anche perché è il borgo più bello d'Italia, e così ci prendiamo anche un caffè. Fiocco, il viaggio di Fiocco finisce qua perché una leggera sobbattitura, che niente di grave, ma è una piccola infiammazione nello zoccolo, mi fa pensare che è giusto così, che lui si fermi e noi continueremo ancora per finire il viaggio. Lui ha fatto il suo, è stato bravo, ma prima di tutto c'è la salute dell'animale e tutto il resto viene dopo. Quindi Fiocchino torna a casa. Ecco, siamo arrivati alla confluenza con il Fella adesso, no? È questa? Sì, è questa. Guarda che bel cielo azzurro. Ecco, qua siamo adesso proprio nella confluenza tra il Fella e il Tagliamento. Lì quindi Canale del Ferro va al canale. Sì, quindi di là si va verso Tarvisio. Sì. Di là si va verso Tarvisio, verso l'Austria. Però la nostra meta, la nostra destinazione è di là. Proseguiamo di là, giornata splendida e quindi ci sono i presupposti di fare chilometri velocemente. E qui nascosta tra la vegetazione troviamo anche i resti di una casamatta, cioè di una postazione militare fondamentalmente per l'artiglieria, probabilmente utilizzata anche per tutto il periodo della guerra fredda. Sì, si possono vedere le classiche feritoie, che fondamentalmente sono le stesse che venivano usate nel Medioevo, dove i difensori avevano un'ampia visuale e gli attaccanti non vedono un tubo, praticamente. E qui siamo proprio sopra il fortino di prima. Guardate che veduta a 180 gradi sul greto del fiume, anche perché bisogna considerare che questa era una delle direttrici per una possibile invasione che poteva venire da nord-est attraverso i tre valichi fondamentali, cioè quello di Tarvisio, Val Canale e Val del Ferro, passo di Monte Croce Carnico e passo di Monte Croce Comelico. Quel paese lì cos'è? Villa Santina. Diamo un'occhiata alla mappa. Plinio, nella sua Naturalis Historia, parla già di Tilia Ventum, cioè luogo dei tigli. C'è un'altra interessante teoria secondo la quale l'origine del nome deriverebbe da una radice celtica. E ricordiamo che la Carnia prende il suo nome dai Carni, che erano appunto una popolazione celtica che abitava qui quando poi i Romani non li hanno fatti sloggiare.
Questa radice, telo, significherebbe sorgente d'acqua, come a dire che questo fiume era la principale risorsa idrica di questo territorio montano. Le cascate di Invillino. Alla fine, dopo 3 cartine tabacco, siamo arrivati. Sì, siamo arrivati in località Caprizzi, subito dopo lo sbarramento artificiale sul fiume. Abbiamo forse visto e filmato la parte più bella del corso del tagliamento, la più interessante sotto il profilo storico e la più bella dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. E quindi grazie per averci seguito, se siete riusciti a sopportarci fino alla fine, e ci vediamo presto per altri trekking e altre avventure alla scoperta di questa regione incredibile che è il Friuli Venezia Giulia. Ciao!